Poche parole, che sono bastate però a sollevare un polverone, sono quelle pronunciate dal Presidente del Consiglio Mario Monti. Il sistema sanitario nazionale di cui andiamo fieri è a rischio a causa della crisi come tanti altri settori pubblici, ha spiegato il Premier, che in serata ha poi chiarito che non è in discussione il finanziamento pubblico del sistema sanitario nazionale, ma che per garantire la sostenibilità futura sarà necessario affiancare al finanziamento a carico della fiscalità generale forme integrative. A placare le polemiche anche il Ministro della Salute Renato Balduzzi. Nessuno pensa alla privatizzazione del servizio sanitario nazionale, ha detto il Ministro, osservando che il Premier ha parlato di nuove forme di finanziamento, non di forme diverse. Nonostante le rassicurazioni, però, le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio continuano a far discutere anche tra i corridoi di Palazzo Balbi. Il governatore Zaia si dice d'accordo con Monti, ma spiega poi che vanno eliminati gli sprechi laddove ci sono, mentre le regioni virtuose, come il Veneto, vanno rispettate. Va da tagliare al sud. E i dati nazionali ci dicono che una siringa costa da 2 centesimi a 65 centesimi. Un pasto in ospedale costa da 6,5 euro a 50 euro. Ci sono 3 regioni, il Veneto, la Lombardia e la Toscana, con un bilancio inattivo, le uniche 3 regioni in Italia. I dati nazionali ci dicono che i cialtroni vanno puniti. Intanto la parola passa ai diretti interessati, ai cittadini, dai quali arriva un no secco ad una possibile privatizzazione della sanità. Non sarebbe giusto comunque, secondo me. Posso toglierli da altre parti, che ci sono sprechi, ci sono tante altre cose, non prenderli dalla sanità. Capisco che ci saranno problemi, immagino come dappertutto, però non privatizziamo anche quella, per favore. C'è chi non ha la possibilità di pagare.